Qual è, Salvatore, il ricordo più importante della tua vita? Il ricordo più importante della mia esistenza è quando improvvisamente mi ritrovai tra i caminetti di Sorgono e di fronte al caminetto vedevo il fuoco brillare ardentemente ed era la stessa sensazione che avevo avuto ancora una volta sotto l'ombra di mio zio, padrino di Sorgono, quando ci portò a Torre Grande o Gran Torre e ci portò a vedere il mare. Io per la prima volta vidi il mare e mi ricordo che si giocava con Paolo e Marco su una zattera di legno fatta praticamente di cannetti, un gioco per furbi che per me era una sorta di transatlantico e vedevo questa enormità di fronte a me, il mare, che appariva immenso, maestoso. Come avete sentito, cari ascoltatori, sono immagini straordinarie. Siamo qui con Salvatore Loi e stiamo rievocando i momenti più importanti della sua vita e adesso mi piacerebbe chiedergli, se lui avrà la cortesia di rispondere, quali sono le musiche a cui è più legato nella sua formazione culturale. Allora, il primo gruppo che ha marcato la mia esistenza sono stati i Beatles e i loro parenti lontani, i Rolling Stones. Ma col passare del tempo sono diventato una specie di addict della West Coast e principalmente di gruppi legati allo stile californiano dei Crosby, Stills, Nash Young. Questi sono i gruppi che hanno marcato la mia esistenza, anche se dal punto di vista musicale i primi canti li ho sempre espressi a Sorgono quando si cantava la messa di Perosi, il Kyrie, il Gloria, il Sanctus. Questi sono i brani che hanno marcato spiritualmente questa testa libera, no? Che sono diventato col passare del tempo, caro intervistatore. Ed è chiaro a tutti, cari ascoltatori, che la formazione musicale di Salvatore Loi è legata indissolubilmente ai magnifici anni 70, pieni di fermenti per tutti coloro che hanno avuto la fortuna di nascere in quel periodo storico, ma vorrei capire esattamente come si è avvicinato poi alla musica etnica sarda, che tanto ha dato alla sua immagine esterna all'interno della famiglia e fuori di essa. Diciamo che mio zio organizzava a Sorgono, vi ricordo prima di tutto che qua siamo su Radio Giostra, Radio Aleph Rock 131 e stiamo trasmettendo in diretta e vorrei ricordarvi che quando stavo proprio a Sorgono mio zio organizzava degli incontri sia di pugilato ma anche incontri musicali e io ascoltai per la prima volta il coro Orto Bene di Nuoro che cantava Adios Nucolo Amada e veramente rimasi estasiato e lì iniziai a cantare i miei primi brani sardi. Mi ricordo anche a Savragada con Don Carboni che si cantava in sardo e mi ricordo una splendida esecuzione dell'Ave Maria con Don Meloni, con il mio maestro spirituale che era Don Carboni e con tanti altri preti, visto che io sono stato allevato, nonostante dopo abbia cambiato fede, sono stato allevato nell'azione cattolica, nella JAC Sacro Cuore. E col passare del tempo poi con la Corale Rossini si è cantato il sardo e adesso ultimamente ho cantato come basso nel coro di Nulvi dove ho avuto già delle grandi soddisfazioni. Io personalmente come intervistatore credo che voi tutti ascoltatori avete la stessa curiosità. Vorrei chiedere a Salvatore Loi cosa è rimasto della sua formazione politica di quegli anni 70, quindi il comunismo, quel movimento utopistico, no? Degli anni 70, 60 che conoscete benissimo anche voi. Cosa è rimasto e come si è tradotto tutto quel movimento nella sua elaborazione musicale, culturale, successiva e cosa porterà nel suo futuro nei prossimi anni? Ha prodotto tanta creatività e tanta fantasia. Di quegli anni io mi ricordo solo
la voglia che si aveva di creare, di innovare, di creare nuovi paradigmi. Questo mi lega agli anni 70, cioè la manifestazione del libero pensiero che ultimamente purtroppo in questa situazione politica attuale viene praticamente sopraffatto da dei nuovi cultori del nullismo che vendono cose che non hanno alcun riscontro nella realtà. Ma noi che abbiamo cambiato negli anni 70 buona parte di questi paradigmi, abbiamo ancora in testa questa libertà di creare, questa fantasia di imporre e di porre all'attenzione dei nuovi paradigmi. Purtroppo la gente oggi non segue più questo libero pensiero, ma viene imbrogliata dal primo cialtrone di turno che sta praticamente avendo il sopravvento sulla popolazione asservita a questi nuovi paradigmi. Direi che traspare una grande responsabilità nei confronti delle generazioni future dal punto di vista didattico. Tra l'altro, cari ascoltatori, non dimentichiamo che Salvatore Loi svolge la delicata funzione di insegnante nelle scuole e quindi deve in qualche modo tramandare questo patrimonio culturale di ideologie, di saperi culturali. Non devo trasmettere niente di tutto questo, devo solamente portare i ragazzi a rispettare le fonti. Una cosa fondamentale che i ragazzi devono capire oggi è il rispetto della tradizione e delle sue fonti. È da queste fonti che devono ricavare le esperienze future, ma se non si parte dalle fonti non c'è passato e quindi non c'è nemmeno futuro. E quindi insomma siamo speranzosi e siamo fiduciosi. Diciamo che il mio pensiero politico si attua nella realtà. Stiamo trasmettendo. Adesso vorrei chiedere insomma cosa pensa di tutta questa discussione al fratello di Salvatore Loi, Marco Loi, e quindi vorrei chiedere a lui cosa invece rimane di Salvatore, di quell'epoca storica che hanno vissuto insieme. Io non ho vissuto alcuna esperienza storica con questo signore, né intendo viverla virtualmente. Penso solo che ciò che resta è, come diceva quel famoso cantante, ciò che resterà degli anni '80 e bisogna avere tanta pazienza, essere fiduciosi e pregare che tutto vada bene. Diciamo che il ragazzo ha sbagliato decade perché stavamo parlando degli anni 70 e quindi gli anni 80 non c'entrano proprio un bel nulla. Infatti noi qua si parlava della West Coast, si parlava di Crosby, Stills, Nash Young, dell'influsso che hanno avuto gli artisti del rock and roll e compagnia. Non sempre si è perfetti nell'acquisizione dei dati. Infatti poco fa ho parlato di rispetto delle fonti. Se si parla di rock, allora bisogna tornare indietro, perché il progressive rock nasce a fine anni 60, si sviluppa ai primi degli anni 70 con una serie di gruppi che avevano come punto di riferimento la musica classica, la canzone lunga, la scelta di brani studiati, e da questo punto di vista possiamo individuare immediatamente Hackett per il Genesis, gli Yes, ma gli stessi, non vorrei essere interrotto professore, gli stessi Beatles con il White Album, alcuni gruppi che meno conosciuti come Gentle Giant, gli Emerson, Lake and Palmer, che chiaramente utilizzavano spesso la musica classica, ma anche Electric Light Orchestra e tanti altri. In Italia abbiamo avuto gruppi minori, Banco del Mutuo Soccorso, gli Aria, la PFM, che hanno cercato di riportare un modello che però non ha avuto lo stesso successo che a livello mondiale invece hanno rappresentato i gruppi del progressive rock puro, diciamo. Io personalmente inserisco anche i Doors come precursori e i Pink Floyd, perché Atom After Another è uno degli altri come Long Plane che ci ricorda appunto il sistema
Allora, qua si è appena parlato della PFM e sembrerebbe che sarà a Sassari nel mese di maggio che interpreterà Fabrizio De André, che rappresenta, visto che ieri si contemplava la sua morte, no? 20 anni fa moriva Fabrizio De André. Che cosa ha rappresentato Fabrizio per la tua formazione culturale dal punto di vista musicale? Direi tutto il passato e tutto quello che rimane, e i fermenti del futuro, la chiave di interpretazione del passato è un modo per interpretare, per decifrare il futuro, un futuro sempre più complesso. Abbiamo necessità di punti cardinali che ci orientino in questa realtà confusa e sempre più smarrita. Io direi che credo fermamente che la società abbia smarrito dei punti, dei capisaldi del pensiero occidentale, e quindi tutti noi abbiamo bisogno di ritrovare questi capisaldi. Ma io vorrei approfittare di questo momento importante, vista la revocazione di un cantautore così basilare come Fabrizio De André, per chiedere a Salvatore Loi, il nostro cantante, il nostro interprete musicale, cosa è rimasto della sua formazione comunista E che ci cosa torni. traduce nei Allora, dalla mia formazione comunista non è rimasto praticamente niente, nel senso che io oggigiorno mi considero